su momenti di siccità rimaniamo secco. Almeno 5 famiglie di via San Lorenzo, frazione di Vittorio Veneto, chiedono l'allacciamento all'acquedotto del comune. Fino ad ora questa porzione di territorio si è sempre servita delle sorgenti d'acqua o dei pozzi artesiani. Le case sorgono nella parte alta della provinciale 152, arteria che conduce a Tarzo, praticamente nel bel mezzo delle colline patrimonio dell'UNESCO. Il problema è che non stiamo allacciati al sistema idrico del comune, quindi ci arrangiamo con delle sorgenti private nostre che su momenti particolari rimangono asciutte. Proprio oggi Piave Servizi ha comunicato il prossimo inserimento dell'area in questione tra quelle oggetto di valutazione per una possibile estensione della rete acquedottistica. L'ente negli anni ha eseguito diversi interventi nelle zone sprovviste. Questo genere di investimenti, si legge in una nota, una volta discussi con le amministrazioni comunali di competenza, seguono un piano indicato e approvato dal Consiglio di Bacino del Veneto Orientale, al quale partecipano tutti i sindaci dei comuni soci. In particolare, proseguono da Piave Servizi, è bene sottolineare che le estensioni realizzate negli ultimi anni sono state possibili grazie a finanziamenti a copertura parziale della spesa da parte della fiscalità generale. In attesa dell'opera, intanto, i cittadini da queste parti devono arrangiarsi come possono. La difficoltà è evidente, tutti possono sapere cosa succede quando si rimane senza acqua. È una cosa un po' drastica. Non è facile vivere senza acqua.